Nel veneziano, nei primi 3 mesi dell'anno, sono state vendute 500 auto in più rispetto all'anno scorso. Questa crescita del 9% sembrerebbe un piccolo passo in avanti per la ripresa delle aziende, anche se i clienti sono soprattutto le aziende e non i privati. Il dato porta comunque un po' di ottimismo in un settore che ha sofferto moltissimo da quando è cominciata la crisi, ossia nel 2007. Dal 2008 il calo delle vendite è peggiorato col passare degli anni. Negli ultimi decenni nel veneziano l'acquisto di macchine nuove si è dimezzato, passando dalle oltre 31.000 immatricolazioni registrate nel 2007 alle 15,677 del 2013. I risultati del primo trimestre del 2014 sembrano promettenti, ma in realtà sono solo la metà rispetto all'inizio del secolo e i peggiori risultati dopo quelli dell'anno scorso. Negli ultimi anni, moltissimi concessionari, soprattutto mestrini, hanno dovuto chiudere i battenti, mentre le vendite a società di noleggio crescevano. Infatti, le rent-a-car si sono trovate con un parco insufficiente rispetto all'attuale domanda sempre in crescita. Nella corsia di sorpasso, accanto alle rent-a-car, vediamo in ripresa anche la Fiat, la quale nei primi 3 mesi dell'anno ha venduto in provincia 100 auto in più rispetto all'anno precedente. Gli italiani sembrano essere affezionati alla casa torinese perché i primi 5 modelli più acquistati appartengono proprio al gruppo Fiat.